Buongiorno e bentrovati alla nuova edicola per la provincia di Padova per quanto riguarda la rassegna stampa di TG Plus. Partiamo dal mattino, tragico schianto in moto, morto studente di 18 anni, Simone Filippi era finito contro l'auto dello zio ed è spirato ieri in ospedale dopo 4 giorni, studiava all'Istituto Severi di Padova, tra 2 settimane avrebbe sostenuto l'esame di maturità. Notizie brutte che non si vorrebbero mai dare, veramente tristi. Carabinieri in festa nella fotonotizia, tra la gente, i dati salgono, i furti nei negozi, sono informazioni che arrivano un po' in tutti i giornali, queste dagli uffici stampa. Malore su una betoniera, grave un operaio di 50 anni, prima rata IMU per 51.000 al comune, 37 milioni di euro. A Padova, in città, cagnolina uccisa per strada da un pitbull senza padrone. Anche queste sono notizie che vediamo spesso rimbalzare sui vari giornali. Poi si parla ancora delle condanne dure per i criminali di Eraclea, ma non è mafia, ma queste li troveremo magari sui giornali di settore, quelli delle province più adeguate. Ma vedete che anche su Gazzettino si parla di Eraclea, maxi pena per il boss, estorsioni, usure, Donadio condannato 26 anni, ai figli 6 anni, 5 anni, 8 mesi, esclusa l'associazione mafiosa ma riconosciuto il metodo mafioso per alcuni reati commessi. Mestre, l'ex sindaco assolto, ma quanta sofferenza. Lavoro agile per i fragili, governo verso la proroga, ma c'è il nodo dei costi. Su invece andiamo a vedere il Corriere del Veneto. Dure condanne, ma non per mafia. Anche qui si batte molto sulla stessa notizia, è impossibile non parlarne. Davano della mafiosa pure a me, dice la sindaca di Eraclea, abbiamo intervistato anche noi. L'immagine della città va ricostruita, ma lei ci teneva fin dal primo giorno a questa cosa. E poi nella fotonotizia lancia l'insetticida vegano, gli utili alla ricerca. Corriere, imprese, la transizione doppia e pista da bob per i giochi, il conto sale a 125 milioni. PNRR da rivedere, vertice Zai Affitto, check sui progetti. Vediamo anche la prima pagina di Padova di Notizie Plus. Non riguarda Padova, riguarda Vicenza, ma è interessante perché ha rilasciato a noi di TG Plus una bella intervista Possamai, nuovo sindaco di Vicenza, dove ha detto che ci vuole subito una task force per la TAV. Dateci un'occhiata entrando nella pagina, cliccando, così potete ascoltare proprio l'intervista fatta a noi direttamente dalle sue parole. È tutto.